Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. L'inchiesta Galvagno, le intercettazioni sembrano svelare un meccanismo di favori che ha radici lontane e che parte dal caso Cannes. Il presidente dell'ARS riferirà all'Assemblea l'8 luglio. Il ponte sullo stretto potrà essere finanziato anche con i soldi che l'Europa ha destinato al riarmo. Ne è convinto Roberto Vannacci, che ribadisce l'importanza dell'infrastruttura da un punto di vista militare oltre che civile. Code e polemiche come ogni weekend, puntuali disagi sulla A19 che nelle ultime ore sono diventati un caso. Schifani ha chiesto la rimozione del responsabile ANAS dell'isola, scatenando un botta e risposta politico. Catania e Palermo da bollino rosso, temperature roventi in Sicilia sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, complice il vento che lascerà l'isola, ma nella città etnea in tanti affrontano il caldo per godersi la domenica. Stop all'assegno di inclusione, domani l'INPS pagherà l'ultima delle 18 mensilità previste, la legge offre la possibilità di rinnovare la misura per altri 12 mesi. Gli anni 80 e la radio, spiegati da Nick the Nightfly, il famoso disc jockey a Brucoli per dirigere un festival di musica, racconta ai nostri microfoni la passione per un decennio indimenticabile. Le diverse anime di Cesare Cremonini, da quella rock a quella passionale, fan in estasi per il concerto messinese in 40.000, hanno cantato sulle note dei successi più famosi del talento musicale bolognese. Calcio, entusiasmo in casa Palermo dopo l'arrivo di Inzaghi, prossimi gli ingaggi di Elia e Augello, nel Catania Castellini vicinissimo al Mantova, Pastore lavora per rafforzare la squadra ma anche per ridurre l'organico. Di nuovo bentrovati e buona domenica. Contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti in cambio di incarichi e consulenze per lo staff del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, che riferirà all'Assemblea. Le intercettazioni sembrano svelare un meccanismo di favori che parte da un altro caso che fece scandalo, quello legato a Cannes. Sentiamo Luca Ciliberti. Il presidente dell'ARS riferirà all'Assemblea l'8 luglio su pressione di numerosi esponenti, soprattutto dell'opposizione, che chiedono di salvaguardare il Parlamento siciliano dall'inchiesta che ha coinvolto lo stesso Galvagno. Nelle carte anticipate da Repubbliche svelate dalla Sicilia ci sono consulenze, contributi e relazioni che ruotano attorno allo stesso Gaetano Galvagno e al suo staff e pagate, secondo l'accusa, con i fondi a disposizione del presidente dell'Assemblea e di quelli inseriti nella legge finanziaria votata dal Parlamento siciliano. Galvagno, ed è questa l'ipotesi accusatoria, avrebbe agevolato alcuni imprenditori in cambio di utilità. Un ruolo chiave nell'inchiesta è quello della sua portavoce Sabrina De Capitani, braccio operativo del presidente che ambiva a controllare la Fondazione Federico II. Ed è proprio intercettando le sue conversazioni che i PM della Procura di Palermo hanno scoperchiato un vaso di Pandora. Accanto alla De Capitani, indagata, sembra avere un ruolo importante anche Marcella Cannariato, moglie dell'imprenditore Tommaso Dragotto, vicepresidente dell'associazione organizzatrice di numerosi eventi benefici finanziati con migliaia di euro di fondi pubblici. Anche lei è tra gli indagati. L'inchiesta vede coinvolte 9 persone in tutto, ipotizza reati di corruzione e peculato. A quanto pare le indagini sono partite dallo scandalo su Cannes, quando l'assessorato regionale al turismo stanziò quasi 4 milioni di euro per una mostra fotografica Sicily Woman and Cinema organizzata dalla società lussemburghese Absolute Blue. Per questa stessa società lavorava Sabrina De Capitani come responsabile dei clienti più importanti. Poco dopo però De Capitani divenne la portavoce del presidente Galvagno. Nelle carte dei magistrati c'è un importante omissis, un certo uomo 6 che avrebbe raccomandato un'altra delle indagate per aver ricevuto 2 incarichi. Galvagno, che già all'inizio di gennaio aveva chiesto di essere sentito dai magistrati, è stato interrogato 20 giorni fa rigettando ogni addebito, mentre la sua portavoce Sabrina De Capitani si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ma l'inchiesta, dopo gli interrogatori di queste settimane, sembra già destinata ad allargarsi. Con i soldi che l'Europa ha deciso di destinare al riarmo potrà essere parzialmente finanziato anche il ponte sullo stretto. Lo ha sostenuto il generale Vannacci, ospite in collegamento con la trasmissione Il Punto. Manlio Viola. Il ponte sullo stretto come infrastruttura strategica anche sul fronte militare per garantire la sicurezza dell'Europa da nord a sud. Il generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato, ospite in collegamento con Il Punto, ribadisce l'importanza dell'infrastruttura anche da un punto di vista militare oltre che civile. La mobilità militare fonda il suo principio su quella serie di infrastrutture, di predisposizioni, di capacità che servono per spostare uomini, mezzi, equipaggiamenti da un punto all'altro
dell'Europa senza alcun limite. Un dato rilevante, perché questo consentirà, secondo il deputato europeo, di usare per il ponte anche i fondi che l'Europa sta stanziando per il riarmo e la difesa. Il fatto che ci sia una infrastruttura che colleghi la Sicilia con il resto d'Europa e che faciliti lo spostamento di armi, mezzi ed equipaggiamenti via ordinaria verso tutti i confini europei è anche una infrastruttura sensibile e importante dal punto di vista della sicurezza e della difesa. E quindi è anche giusto che ci siano dei fondi che provengono da quei capitoli per finanziare quest'opera. I prossimi passi saranno quelli per l'Italia di ottenere una parte proprio di quei fondi. E come in ogni weekend torniamo a parlare della A19. Ancora una domenica di caldo e disagi sulla Palermo-Catania, code fino a 3 chilometri verso il capoluogo etneo tra Bagheria e Casteldaccia. Nelle ultime ore acceso, botta e risposta tra il governatore Schifani e l'ANAS. Marco Gulla. Polemiche, accuse, botta e risposta tra il presidente della regione Renato Schifani e ANAS con il governatore che fino a ieri ha chiesto la rimozione dei vertici regionali dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali. Una profonda irritazione da parte del presidente della regione per l'atteggiamento poco collaborativo di ANAS per la risoluzione dei disagi causati dai cantieri lungo la 19 tra Bagheria e Casteldaccia. E oggi per la quinta domenica consecutiva il traffico e i rallentamenti soffocano la Palermo-Catania. Code fino a 3 chilometri nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia in direzione Catania. Sotto il caldo afoso, tante le auto in fila. La congestione è dovuta al flusso intenso di veicoli in uscita da Palermo verso le località balneari, una scena che si ripete, come vedete da queste immagini girate oggi. Nel corso di una riunione in prefettura, l'idea maturata per snellire il traffico era quella di introdurre un bypass direzione Palermo per alleggerire appunto il traffico al ritorno, ma ANAS ha bocciato questa soluzione, irritando e non poco il governatore Schifani. Quindi anche oggi la situazione resterà tale a quella delle settimane addietro. I lavori proseguono, ma i disagi restano nonostante le rassicurazioni. ANAS ha rafforzato la presenza del proprio personale per gestire la viabilità e fornire assistenza agli automobilisti in difficoltà. Sono inoltre operativi presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, attivabili in caso di necessità dalla sala operativa ANAS di Palermo. Sarà un'altra domenica di passione per tutti coloro che si avventureranno, è proprio il caso di dirlo, sulla 19. L'estate è cominciata da una settimana e già dominano il caldo e l'afa. Catania e Palermo sono da bollino rosso con temperature roventi, ma nella città etnea in tanti fronteggiano il sole a picco pur di godersi la domenica. Adelaide Barbagallo. Il solleone, le temperature roventi, l'allerta della protezione civile con Catania e Palermo da bollino rosso non scoraggiano turisti e siciliani. Sul lungomare della città dell'elefante gli staccanovisti del fitness. Vado a mare ora, però sono uscito dalla palestra, quindi ho fatto un po' di tutto. È estate, si esce, no? Si va a mare e adesso sto andando a mare, anche con la bici. Quindi mobilità sostenibile, non inquiniamo e ci si diverte allo stesso tempo, ci si rilassa. In piazza Franco Battiato una gara nazionale di freestyle skate, ragazzini si cimentano dopo un anno di preparazione. Bici, corse, passeggiate veloci, il caldo non scoraggia. Non temete le temperature torride dei 38-40 gradi che si prevedono? Li temiamo, ma per le passeggiate a lungomare sono sempre piacevoli. Dal lungomare alla spiaggia nera di San Giovanni Licuti il passo è breve, solarium o scogli, il tuffo in acqua qui è a costo zero. Qua in questo momento si respira benissimo e questo è il posto più bello di Catania. Per rinfrescarsi una granita rigorosamente classica. Pistacchio e mandorla. Anche leggere sotto l'ombrellone può essere una buona soluzione, poi il classico tuffo al mare. Il caldo comunque nei prossimi giorni non mollerà la presa. È prevista un'ulteriore pulsazione che farà aumentare le temperature fino a 38-40 gradi. Very good. Thanks a lot. Thanks a lot. And where are you from? Catania. Catania, bravo. Do you want to come with us? Yes. Come on. Sotto il sole, diriccione, quasi mi petto. Molto atletica la nostra Adelaide Barbagallo. Sarà erogato domani l'ultimo pagamento dell'assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Dal 1° luglio bisognerà presentare una nuova domanda di sussidio. Malio Viola.
Stop all'assegno di inclusione, il cosiddetto ADI, ovvero la misura che ha sostituito per una platea comunque meno vasta il soppresso reddito di cittadinanza. Domani l'INPS pagherà l'ultima delle 18 mensilità previste per legge. Naturalmente lo stop riguarda coloro i quali percepiscono l'ADI da gennaio 2024. Si tratta in Sicilia della più ampia platea di percettori. Lo stop però non è definitivo, la legge prevede la possibilità di rinnovare la misura per ulteriori 12 mesi e senza il mese di stop previsto in precedenza dal reddito di cittadinanza. Dopo l'ultimo pagamento nella giornata di domani, dal 1 luglio aprono i termini per presentare le domande di rinnovo. L'INPS invierà un SMS ai beneficiari che raggiungono il termine dei 18 mesi con le indicazioni per presentare la nuova domanda. La procedura per il rinnovo è più semplice rispetto a quella iniziale di attivazione. I nuclei familiari rimasti invariati nella loro composizione non dovranno iscriversi nuovamente alla piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro né sottoscrivere un nuovo patto di attivazione. Il modello di domanda è rimasto invariato e potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. In caso di variazioni dello stesso nucleo, invece, bisognerà rifare le procedure iniziali per intero. Come avvenuto un anno e mezzo fa, sono attese code ai CAF, agli sportelli INPS, negli uffici comunali dei servizi sociali e a tutti gli uffici abilitati per aiutare i percettori che non riescano a completare le procedure autonomamente online. I finanzieri di Catania hanno sequestrato in 2 diverse operazioni 12 kg di marijuana skunk, un tipo di cannabis con un principio attivo molto più elevato rispetto a quella tradizionale. I militari hanno individuato 2 consegne con corrieri provenienti dall'estero. In una di queste la droga era nascosta, pensate, in uno scaldabagno. Le produzioni del nostro territorio, la Regione garantisce il latte vaccino siciliano, lo fa attraverso il marchio Qualità Sicura che valorizza le eccellenze isolane e tutela i consumatori. Veronica Barbarino. È come un sigillo che racconta la Sicilia migliore, quella che dell'attenzione per il benessere animale, della trasparenza nei processi produttivi e della sostenibilità economica e ambientale ha fatto la sua bandiera. La Regione siciliana ha istituito per latte e derivati vaccini di eccellenza un disciplinare tecnico con regole chiare e criteri misurabili, contrassegnato dal marchio QS, Qualità Sicura. Si tratta di un'etichetta che certifica un latte vaccino 100% siciliano, tracciato, verificato e garantito dal pascolo alla tavola. Tra le regole base da seguire, ad esempio, il benessere animale, con una gestione igienico-sanitario rigorosa e almeno il 50% dell'alimentazione delle bovine costituito da foraggi coltivati in Sicilia. Noi pensiamo di dare valore a tutta la filiera partendo dal produttore, quindi dare più reddito al produttore con un premio sulla qualità del prodotto e cercare di migliorare tutta la filiera per dare un posizionamento e quindi un valore aggiuntivo al prodotto finale. L'obiettivo è anche quello di conquistare spazio sul mercato delle vendite dei prodotti lattiero-caseari attraverso una filiera differenziata, appunto, e certificata con il marchio Qualità Sicilia. L'iniziativa già copre circa 15 milioni di litri di latte siciliano e vede coinvolte 12 aziende agricole e 4 caseifici, esempio di come l'isola crea sistema, producendo in modo etico. Raccontare il paesaggio e l'architettura tra passato, presente e futuro. A Gibellina il Photo Road Festival che svela le arti visive all'aria aperta. Ce ne parla Orazio Longo. È l'unico festival italiano e uno dei pochi al mondo di fotografia e arti visive open air all'aria aperta. Il Gibellina Photo Road, giunto alla 5ª edizione, promosso dal comune di Gibellina e dalla Fondazione Orestiadi. Il paesaggio come immagine, come opera d'arte, spiega Bruno Corà. Ma la fotografia nello spazio pubblico ci dà una nuova, ulteriore lettura dello spazio pubblico, ci dà una nuova informazione, ma anche nuovi dati che riguardano la nostra percezione. L'arte che arriva nelle piazze e nelle strade coinvolgendo appassionati e semplici cittadini, spiega Arianna Catania. Il tema di quest'anno è senza tempo, un tempo non lineare, il tempo della creatività e della fotografia che rilegge e che mescola presente, passato e futuro in chiave contemporanea. Architettura e paesaggio, un incontro che pone tante domande. L'architettura cerca di armonizzare questa esigenza della modernità con la memoria del luogo, con il rischio di una nuova perdita. Il festival si concluderà il prossimo 20 agosto.
A Brucoli per dirigere un festival di musica. In questi giorni c'è Nick the Nightfly, icona musicale, personaggio con il suo inseparabile cappello. Ci ha raccontato la sua passione per la radio e per gli indimenticabili anni '80. Lo ha sentito Lorena Dolci. Lui è un'icona del mondo della radio, Nick the Nightfly, profondo conoscitore della musica, dal jazz al soul, passando per il blues ed oltre. Da 30 anni in Italia, in questi giorni a Brucoli per dirigere un festival che celebra gli indimenticabili anni '80. Perché secondo te sono ancora così popolari? Ma forse è la musica che è ancora popolare, la musica di quel periodo che rimane ancora, perché sono belle canzoni. In un mondo dominato dall'elettronica e dai cantanti rap, gli chiediamo cosa salva della musica di oggi. Io ascolto tutto, ascolto anche i giovani, mi interessa i giovani, mi interessa la musica di oggi. E siamo in un momento di grandi trasformazioni musicali, è un'evoluzione digitale, dal digitale all'intelligenza artificiale, che avrà un grande impatto anche sulla musica. Con l'inseparabile cappellino che considera il suo portafortuna e l'accento britannico, Nick the Nightfly si è guadagnato un posto d'eccellenza nel mondo della radio, grazie ad uno dei programmi notturni più famosi d'Italia, Monte Carlo Nights. La radio gode sempre di buona salute. Assolutamente, la radio è il teatro della mente, la radio è come leggere un libro, ti porta in altre parti, ti fa sognare la radio. La pagina dei concerti adesso, entusiasmo alle stelle a Messina per Cesare Cremonini. Ieri sera 40.000 spettatori per 2 ore e mezzo di show dell'artista bolognese. Un mix riuscito fra grandi classici e nuovi successi. Francesco Triolo. Da Capo d'Orlando, il primo live nel 2000, a Messina, un viaggio lungo 25 anni, quello di Cesare Cremonini attraverso le sue diverse anime, da quella rock a quella passionale, l'amore come filo conduttore dai vecchi successi ai nuovi. Ieri sera davanti ai 40.000 che hanno riempito Stadio Franco Scoglio, il cantautore bolognese ha spogliato la sua anima tra paillette, giochi d'artificio, scintillii. Partiti dall'Alaska è stato un percorso a tutta velocità sino a quel buon viaggio diventato manifesto della condivisione. Quindi la parte più introspettiva, al piano, vicina al pubblico. Capirai che il cielo è bello perché in fondo fa da te un mondo pieno di paure e lacrime e piangerai, oh, altro che 2 ore e mezzo di scaletta senza pause con i successi più noti che hanno trascinato i suoi fans: Mondo, Logico, Grey Goose. Il finale da brividi, prima 50 special, l'inno di una generazione, poi Marmellata, Poetica, Nessuno vuole essere Robin, Un giorno migliore per il saluto alla Sicilia. Dalla buona musica allo sport, fra poco nella seconda parte del nostro telegiornale. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale, lo sport in primo piano, il calcio con l'entusiasmo in casa Palermo, i tifosi ricominciano a credere alla B e si lavora sul mercato. Da domani il DS Osti tornerà al lavoro per ufficializzare diversi nomi in entrata. Sentiamo quali nel servizio di Marco Gulla. Dall'ufficialità dell'ingaggio di Pippo Inzaghi al bagno di folla per la presentazione del neo allenatore rosanero e infine lo svelamento delle nuove maglie davanti ai 50.000 del Foro Italico in occasione del concertone. Per il Palermo si conclude una settimana decisamente positiva che ha sancito la pace con i propri tifosi dopo le polemiche della scorsa stagione. Si riparte e da domani il direttore sportivo Carlo Osti tornerà al lavoro per definire diverse trattative in entrata già in fase avanzata. Innanzitutto Salvatore Elia dallo Spezia, il laterale
Monreale ha detto sì ai rosanero. L'offerta del Palermo ammonta 1,2 milioni, mentre i liguri ne richiedono 1,5 più bonus. Tale differenza potrebbe essere colmata all'inizio della settimana, quando Elia incontrerà i dirigenti dello Spezia per ribadire la sua volontà di trasferirsi a Palermo. Nei prossimi giorni è attesa anche la conclusione positiva per Augello e Palumbo. Per il primo svincolato, l'accordo dovrebbe concretizzarsi rapidamente con un contratto biennale e opzione per il terzo anno. L'arrivo del fantasista proveniente dal Modena dovrebbe invece definirsi nei primi giorni dopo l'apertura del mercato. Anche in questo caso le parti sono sostanzialmente d'accordo su tutti gli aspetti, con un trasferimento previsto intorno a 1,5 milioni di euro più il cartellino di Saric valutato circa 1 milione. Nodo portiere per Audero, trattativa in salita, il Palermo sta comunque monitorando Klinsmann del Cesena, in uscita Di Mariano, su di lui Bari e Pescara. In casa Catania, tempo di definizione delle strategie. Pastore, il direttore sportivo, ha il compito di consegnare a Toscano un gruppo pronto a lavorare già per il ritiro. Si parte dallo sfoltimento della rosa. Francesco Triolo. È il momento di stringere. Il dialogo tra il direttore sportivo Ivano Pastore e l'allenatore Mimmo Toscano si fa sempre più intenso e l'obiettivo è quello di arrivare ad avere entro il ritiro di Norcia una rosa quanto più definitiva possibile, soprattutto un organico il più possibile alleggerito dal peso degli esuberi. In uscita ci sono diversi giocatori, Marsura, Costantino, Peralta, D'André, Popovic ad esempio, ma anche Gega, Luperini, De Rosa e Montalto. Poi c'è da verificare la posizione di Cianci, per il quale ancora non risulterebbe il riscatto da parte della Ternana, quindi il nodo Cicerelli, non riscattato dagli umbri e che alla fine potrebbe anche rimanere. Quasi definita invece la cessione di Castellini al Mantova in Serie B, per lui formula con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In entrata il nome caldo sul mercato è quello del giovane difensore del Cesena Simone Pieraccini. Il Catania ha tentato di portare il rossazzurro già a gennaio, adesso ci riprova, conferme arrivano anche dall'Emilia, si lavora per una cessione in prestito del difensore. A Siracusa, definita la prosecuzione con il tecnico Marco Turati, si attende adesso il rientro in città del presidente Alessandro Ricci per dare seguito ai colloqui sulla programmazione tra l'allenatore e il DG Guglielmino. Da ufficializzare anche il nome del nuovo direttore sportivo con Antonello Lanerin Pol. Sul fronte giocatori, probabile una rivoluzione. A Trapani il presidente Antonini ha chiuso un altro acquisto, si tratta di Franco Vasquez, attaccante argentino nell'ultima stagione al Monopoli. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La punta ha già giocato in Sicilia, a Troina e Siracusa. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle ore 20. Grazie per averci seguito e ancora una buona domenica.